Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 18 maggio. Aprono i gentleman, sono cavalli di 3 anni, Evil Rude, Eva V, Ezechiela Achili, Eva Spritz, Extra GSO in prima fila, Elon Mare, Salud ed Happy in seconda, ritirata eroica BF, macchina che accelera, partite. In vantaggio cerca di portarsi Chili, che in breve sopravanza gli avversari e va in testa nei confronti di Eva V ed Evin Rudd. Quarta posizione lungo la corda per Elomar, mentre all'esterno si impegna Extra GSO. 200 iniziali in 15, Extra GSO ha preso la via del largo e avanza, è seguita da El Salud. Tanto i 400 metri iniziali completati nell'ordine del 30 e 8 con Chili che continua a guidare nei confronti di Eva V. All'esterno rimane Extra GSO, poi Elsa Lud, 600 in 46 e 6. Indietro c'è Eppi che accenna alla terza ruota al passaggio davanti alle tribune. Non subisce anticipi e così Eppi in terza corsia progredisce dopo 800 metri di gara e va su Extra GSO coprendola e cercando l'aggancio con la testa. Intanto Chili completa in 1.16.8 i 1000 metri iniziali, passa in seconda posizione Eppi, alla corda c'è sempre Eva V, mentre anche Elsa Lud cerca di avanzare. Eppi prova a portarsi su Chili che accelera. Siamo a meno di 400 dalla conclusione, il parziale in 14 e 6. Anche Evin Rudd sposta dalla corda, prova a trovare la schiena di Eppi che è sempre all'esterno di Eva V, mentre cerca di prendere il largo Chili in netta evidenza all'ingresso addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara per Chili che nel finale si stacca per vincere agevolmente. Il secondo posto sul palo è per Eva V che controlla tutti i tentativi di Eppi. La vittoria per Chili e Stefano Paladini che in percorso di testa vince nettamente questa prova d'apertura per cavalli di 3 anni. Enrico Bellei al training e Stefano Paladini alle redini per conto della scuderia Conni. Bel percorso di testa, Chili, Stefano Paladini, Enrico Bellei.